La legislazione vigente è troppo stretta, bisogna essere un po' più malleabili, cioè siamo oberati dalla burocrazia. In questo momento, anche per fare, come si suol dire, il pollaio, noi dobbiamo produrre un sacco di documentazione. Meno burocrazia, più precisione, che ci sia un punto di controllo solo, non tanti enti. Molte difficoltà dovute alla delibera del Comune di Padova, la delibera 111 del 26/10/2009. Questa delibera ha negato l'ampliamento piano casa ai piani attuativi, però abbiamo fatto ricorso al TAR e l'abbiamo vinto. Diciamo ottimo dal punto di vista ampliamento, però secondo me le persone non investono perché l'ampliamento un 20% è troppo piccolo. Credo che in questo momento ci sia sì la necessità di ampliare, ma ci sia, adesso io ragiono sul mio comune, che è comunque un comune piccolo, la necessità è di essere agevolati nel recupero di quelli che sono gli edifici già esistenti e anche nell'essere agevolati per quanto riguardano gli aspetti burocratici che spesso portano a lungaggini e rendono complicati anche gli interventi che potrebbero essere semplici. Ecco, quando ho sentito che la Regione sta prorogando, quindi sta dando la possibilità di continuare con questo piano casa, io sono stato molto contento perché avere queste opportunità in un momento di depressione economica può dare delle possibilità per naturalmente i tecnici, per i cittadini, per le famiglie e per le imprese.